È un appuntamento che è molto sentito tutti gli anni e quest'anno partecipano le scuole primarie di Calvari, Isolona e Lumarzo e poi la scuola media di Cicagna. I ragazzi faranno dei piccoli interventi perché comunque è un'attività su cui si lavora a scuola. Credo che è una manifestazione che sta, devo dire, continuando a mantenersi negli anni sia come presenza sia come qualità di presenza. Tanti ragazzi a me mi riempiono il cuore, devo dire la verità. Non c'è da vedere ma c'è proprio da capire più che altro. Io credo che la presenza di tanti ragazzi chiedono proprio questo, di capire, di conoscere quello che è successo e di essere in condizioni con questa conoscenza e di garantirci un futuro che quello che è successo qui tanti anni fa non succeda più. Oggi ricordiamo, a me non piace usare la parola commemoriamo, mi piace ricordare come occasione che diamo tutti per rafforzare le nostre coscienze e ricordare che cosa è stato il momento della deportazione verso i campi di sterminio, perché da Calvari si parte per essere portati ad Auschwitz. Il 21 gennaio si conclude un lunghissimo calvario di queste famiglie che sono state arrestate e voglio sottolineare con forza e ricordare che i 29 di Calvari sono tutti arrestati da italiani. I tedeschi arrivano il 21 gennaio a prenderli per portarli ad Auschwitz. Allora la gente quando ci chiede ma se andiamo a Calvari cosa c'è da vedere? A Calvari non c'è niente da vedere, a Calvari si viene per ricordare e ricordare alle nostre coscienze che cosa è stato il delitto più grande del nazifascismo, che è stato quello dell'Olocausto, che è stato quello delle leggi liberticide, che è stato quello che la Resistenza ci ha ridonato come libertà piena e totale e la nostra Costituzione italiana che lo ribadisce sì nei nostri giorni. Il messaggio è quello di riportare l'insegnamento della memoria della Shoah nel quotidiano, cioè ci sono dei valori fondamentali che sono i valori della vita, i valori della giustizia, del rispetto del prossimo, che però poi vanno vissuti nel quotidiano, cioè il modo in cui ci esprimiamo, come parliamo, come i giovani si rapportano con i compagni di scuola, con gli amici, come partecipano agli eventi sportivi. Sono tutte forme con cui si possono esprimere, diciamo, valori positivi, trarre un senso di responsabilità della memoria della Shoah, costruire delle forme di vita, di convivenza, di attenzione verso il prossimo in senso positivo.